C'era una volta, nella lontana terra di Francia, un giovane principe di nome Luigi. Nato in un piccolo villaggio chiamato Poissy, Luigi venne al mondo come figlio di un re e di una regina. La sua mamma, Bianca, era una donna di grande cuore e di profonda fede. Sin dai primi giorni della sua infanzia, Bianca insegnò a Luigi ad amare la virtù e a temere il peccato. Spesso gli diceva: «Figlio mio, preferirei vederti morto piuttosto che macchiato da un solo peccato». Queste parole rimasero nel cuore di Luigi per tutta la vita, come una luce guida. Crescendo, Luigi diventò un giovane di rara purezza e saggezza. Quando giunse il momento di diventare re, fu consacrato e incoronato con grande solennità. Per lui, quel momento non era solo una cerimonia, ma un giuramento sacro di servire Dio e il suo popolo con amore e giustizia. Il regno di Luigi era vasto e pieno di sfide, ma il giovane re, con la sua dedizione e il suo spirito indomito, riuscì a guadagnarsi l'amore e il rispetto del suo popolo. Governava con giustizia e pietà, riorganizzando il regno e promuovendo la pace. Luigi non cercava fasti o ricchezze. Trovava gioia nel fare del bene, nel leggere le sacre scritture e nel consigliarle ai suoi cortigiani. Ma Luigi non era solo un sovrano saggio, era anche un uomo di grande coraggio. Un giorno fu colpito da una febbre terribile e tutto il popolo pregò con fervore per la sua guarigione. Quando Luigi si ristabilì, decise di guidare una crociata per liberare la Terra Santa. Con grande ardore sbarcò in Egitto e sconfisse i nemici, ma il destino volle che una pestilenza colpisse il suo esercito e Luigi stesso fu preso prigioniero. Nonostante le avversità, Luigi non perse mai la fede. Riuscì a liberare molti dei suoi soldati e, come un pellegrino, continuò il suo viaggio nella Terra Santa. Qui compì opere di grande pietà, ma dovette presto tornare in Francia per la morte della sua amata madre. Con il cuore addolorato, Luigi si dedicò al suo regno, abolendo il duello giudiziario e fondando importanti istituzioni come la Sorbona e la Santa Cappella. Nonostante gli anni difficili, Luigi mantenne sempre la sua fede incrollabile. Quando una nuova epidemia colpì il suo esercito a Tunisi, Luigi, sentendo avvicinarsi la fine, chiese i sacramenti con grande devozione. Si fece adagiare su un letto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, e spirò pronunciando parole di fede e amore. «Entrerò nella tua casa, o Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Luigi, conosciuto poi come San Ludovico, divenne un simbolo di fede e coraggio. Le sue spoglie riposano in Sicilia, nella cattedrale di Monreale, e in Francia, nella basilica di Saint-Denis. Ancora oggi la sua vita è un esempio di virtù e dedizione, un faro di luce per tutti coloro che cercano di vivere con amore e giustizia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.